quello che mi piace anche dire ai nostri spettatori che tu sei un uomo del vino che ha studiato tanto e ha sperimentato altrettanto tanto, e questo è importante perché il liquido che c'è qui dentro è frutto di tutto questo studio e di questa una sperimentazione. ricerca. Sì, penso che ho dato vita a una cantina che si chiama Wine Circus, che porta il nome della bellezza, del divertimento, della festa, ma anche della serietà e la disciplina, e che è convenzionata con 5 diverse università e ho una casa all'interno della cantina dove c'è un turnover continuo di studenti che vengono a imparare il mestiere e prestano la loro manodopera per continuare a fare ricerca. Non c'è mai una risposta definitiva, io ti giuro in 30 anni ogni mattina penso di non aver ancora capito abbastanza e rimetto in discussione delle cose che pensavo ormai consolidate. E alla fine, guarda, come gli architetti, dopo aver studiato il barocco e le architetture più raffinate, si torna alle cose elementari, semplici, alla linea, ecco il parallelo, all'aspetto diciamo più elementare che ti dà una... Secondo me queste sono le cose che oggigiorno vanno premiate. Io vengo dalla master di cucina che ieri hanno inaugurato e proprio si spiegava ai giovani che in qualche modo si aprono un avvenire, speriamo, ma penso di sì, se si aprono, quanto sia importante la cultura. Oggi non è importante la tecnica per fare un ottimo piatto, in qualche modo la impari e riesci a fare un ottimo piatto, ma quanto la cultura che ci deve essere dietro, ed è quello che tu stai insegnando, che i tuoi studenti si seguono e che tu in primis hai portato in questi video. Guarda, ho partecipato a un evento fantastico, mi viene la pelle d'oca a pensarci ancora, a New York il 5 dicembre scorso, al Gotha Home in Broadway, in un posto meraviglioso, un tempio, era una vecchia antichissima banca che è diventata un salone solenne, no? E ero insieme con Massimo Bottura, con Roca, che è il numero 2 del mondo, e con la Greco, il numero 3 del mondo, 3 grandi cuochi intorno a una serie di vini che ho fatto io. Bellissimo questo. È una roba, me la pelle d'oca. C'è stato un momento, prima che cominciasse lo show della serata, con tutti questi piatti meravigliosi e questi vini, insomma, che hanno dato il loro successo, in cui ho avuto un momento in un salotto con dei signori, dei multimilionari abituati a comprare etichette impossibili, vini improbabili, e che alcuni di loro si sono veramente emozionati, sono usciti con le lacrime agli occhi, perché ho provato 2 vini e ho cominciato la presentazione di questi vini raccontando da quanto tempo non si emozionano bevendo un vino, perché sono grandi bevitori di etichette, grandi bevitori di brand, e il vino, quando è diventato status symbol, ha perso un po' il concetto della bellezza. Ho raccontato 2 vini che raccontavano delle storie fantastiche. Uno è un cesanese che avevo fatto nel 2005 e che raccontava di Roma e di come il vino i romani lo usassero come l'idraulico liquido per il proprio stomaco, come fosse quasi una medicina per curare le ferite, come il vino di quei tempi fosse un'altra cosa, fosse anche come la grappa dei nostri alpini, fosse stato anche un momento di una medicina quasi per placare la paura e per superare la guerra, no? La reazione K c'era. La reazione K c'era la gara. C'era il cordiale. E insieme a questo poi un altro vino di una storia, di un vigneto, di un uomo che non c'è più, il vigneto è stato spiantato e questo era l'unico testimone di un'esperienza. Cioè vedi che la gente, insomma, non si è chiesta se esistesse un vino più buono o un vino che costava meno sul mercato. Un momento veramente molto molto bello, in un contesto fantastico. E queste cose sempre più, secondo me, hanno bisogno di essere messe sul tavolo. Non basta più fare vino buono o bere vino buono.